Sembra che non ci siano dubbi. A sbranare quest'asino di 20 anni sul Monte Cesena sarebbe stato un lupo, forse lo stesso che nell'ultimo periodo sta colpendo in Valbelluna, nella zona di Lentiai. Questa è la fine del povero animale appartenente all'azienda agricola di Fabio Piccolin, che a Valdobbiadene è anche presidente della sezione locale della Coldiretti. L'agguato risale alla scorsa settimana ad avvisare il proprietario alcuni cacciatori. Dalle impronte che ci sono lì in zona sembrerebbe un animale solo che ha predato l'asino. E adesso stiamo facendo tutte le constatazioni, ma dovrebbe essere un lupo, insomma. L'asino, sta emergendo dai rilievi, è stato azzannato alla gola da un singolo animale, dinamica che è tipica proprio dei lupi. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti sia gli uomini del corpo forestale che i colleghi della Polizia Provinciale di Treviso. Quanto al Monte Cesen, non è nuovo alle invasioni di animali selvatici, spesso appartenenti a specie non autoctone. Tra gli allevatori c'è apprensione. Diciamo che in questi anni tra i cinghiali che hanno ribaltato tutti i prati pascoli e adesso il lupo che per facilità prende le prede, diciamo gli animali domestici, siamo un po' preoccupati. Ecco, so che anche le maghe su in cima mi dicono che sono un po' terrorizzate tante volte a portare su gli animali.